questa inaugurazione della stanza degli abbracci che permetterà il contatto fisico ma protetto tra i pazienti, gli ospiti della Cittadella della Carità ed i loro parenti. Tutto il progetto è stato voluto, è stato finanziato ed è stato realizzato dall'Associazione di Volontariato Mister Sorriso, che opera con i suoi volontari all'interno della struttura. Insomma, grande soddisfazione e grande gioia, Claudio Papa. Sì, è un altro dei sogni realizzati da Mister Sorriso in 20 anni. Quest'anno è il 20° anno di attività dell'associazione a Taranto e provincia, e questo è un altro dei sogni realizzati. E non vedevamo l'ora di inaugurarlo, di dare la possibilità appunto ai parenti di poter riabbracciare finalmente i loro cari, anche se in maniera protetta, e comunque è già un contatto. Non avremmo mai pensato un anno fa che un divisorio avvicinasse le persone. Adesso ho qui con me la dottoressa Manuela D'Abramo, che è la responsabile della RSA. Grande gioia per la giornata, eh? Tantissima, tantissima, ovviamente un ringraziamento speciale per Mister Sorriso, che non poteva che regalarci un abbraccio, perché è un po' il loro motto, no? La condivisione di emozioni, belle, brutte, ma condividere emozioni e scambiarsi le emozioni, no? Perché l'abbraccio è quel gesto che ci riempie sempre di calore. Gli ospiti ed i loro parenti tornano ad abbracciarsi. Un bel momento, un grande momento che la cittadella offre ai suoi assistiti, ma è un segno bello per tutta la nostra città. In questi momenti di distanziamenti in cui si vive la paura e anche la distanza, si offre un'occasione di incontro, di vicinanza, perché non è solo il contatto fisico, ma è l'incontro, l'affetto, la vicinanza, come diciamo noi, il fiato. Ci vuole un fiato, ci vuole una vicinanza, un atteggiamento umano che non ci fa sentire soli e che ci dà speranza, coraggio per andare avanti. Mia madre si chiama Carmela, Da quanto tempo non la vede? da circa un anno. Che cosa le dirà ora che potrà parlare con lei? Beh, l'abbraccerò e le dirò che sono contenta di abbracciarla. È una cosa bellissima, meravigliosa, perché così possiamo abbracciare i nostri cari. Io colgo l'occasione proprio per ringraziare tutto il personale sanitario per la loro dedizione, per quello che fanno. Siamo una struttura, una RSA Covid free, proprio per questo abbiamo voluto insieme a Mister Sorriso porre una iniziativa importante a favore dei nostri pazienti e soprattutto della città. Questo è un abbraccio, la stanza degli abbracci è un abbraccio ideale che noi facciamo a tutte le persone che vivono condizioni di fragilità, e ovviamente offriamo come Fondazione Cittadella della Carità questo servizio importante, che diventerà sicuramente è il primo che appunto abbiamo in una fondazione e soprattutto in una RSA all'interno della nostra provincia, e sicuramente sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno, ecco, avere questa bella esperienza. Il distanziamento con questa stanza degli abbracci diventerà invece, diciamo, un avvicinamento. Una delle cose che questa pandemia ci sta facendo notare con grande forza è che non dobbiamo perdere la nostra umanità. Insomma, questi sono piccoli gesti che, insieme a tutta l'organizzazione che poi viene allestita per, insomma, prestare soccorso alle persone bisognose, alle persone più fragili, ci ricordano che dobbiamo essere, come dire, conservare la nostra umanità anche nei momenti difficili.